grazie a tutti per l'organizzazione e l'invito. Io mi chiamo Nicola Vicario, sono entomologo di Koppert e oggi non vi farò una lezione di entomologia, bensì vi parlerò in questi 10 minuti del biocontrollo su vite. In realtà il termine biocontrollo è complesso e ampio. Faremo un focus, parleremo di macroorganismi su vite e io partirei subito con quello che è lo zoccolo duro dei nostri protocolli vite. Koppert è un'azienda olandese, operiamo da più di 60 anni, siamo la prima biofabbrica al mondo in termini di numeri. Su vite lo zoccolo duro appunto del protocollo sono sempre state le cocciniglie. Io oggi appunto vi parlerò di questo senza allargarmi su microorganismi o tignole, tignolette, criptoblabes e via dicendo. Detto ciò, vi presento l'Anagyrus vladimiri. L'Anagyrus vladimiri è un imenottero encirtide, e questo è molto importante, è un parassitoide di cocciniglie cotonose. Vedete, ha un range di generi e specie abbastanza importante ed interessante. Questo è sempre stato il dilemma entomologico, da entomologo sono appassionato a questo tipo di dilemmi, meglio un insetto adulto o un insetto in fase preimmaginale? Non c'è una risposta, bisogna sempre calarsi nel contesto. In questo caso, la nostra linea di produzione prevede l'utilizzo e il rilascio in campo di Anagyrus vladimiri in mummie. Questo perché? Perché è una particolarità appunto degli encirti di questi imenotteri che hanno un booster, le femmine hanno un booster di fecondità nei primi 4-5 giorni dallo sfarfallamento, per cui ha molto senso rilasciare in campo un qualcosa che ancora è immaturo per fargli esprimere in campo tutto il suo potenziale biotico. Questo è il posizionamento, un posizionamento strano, in realtà non è strano, in realtà noi, e colgo l'occasione per dirlo un po' a tutti, noi lavoriamo insieme a tutti voi, a tutte queste aziende che oggi mi hanno preceduto e che saranno dopo. Questo protocollo tiene conto dei trattamenti che si fanno contro Scaphoideus, per cui noi abbiamo dovuto costruire su vigneto un protocollo appunto per evitare ripercussioni sugli insetti, appunto perché comunque capite che un insetto può essere sensibile a diversi insetticidi. Detto ciò, questo è il nostro posizionamento, appunto tenendo conto in tutto il centro-nord della lotta obbligatoria allo Scaphoideus titanus. Vi presento un altro insetto antico, veramente antico, Cryptolemus montruzieri. Questo insetto è stato allevato per la prima volta in California nel 1888 contro appunto cocciniglie. Questo è un coleottero, è il classico predatore di cocciniglie. Noi alleviamo l'adulto e la fase larvale, sono importanti tutti e due. In questo caso, come dicevo prima, calarsi nel contesto. Questo insetto è importante per il vigneto sia in fase adulta che in fase larvale. Per quale motivo? Questi sono due video che vi lascio tranquillamente. L'adulto è un volatore, per cui è un ottimo insetto che si può rilasciare preventivamente nel vigneto, mentre la larva è il classico pulitore di focolai che può essere rilasciato puntualmente, a livello proprio di metri all'interno del vigneto. Suffraghiamo un po' quello che ci siamo detti con due prove fatte nel 2023 grazie alla collaborazione con Extendavitis. Queste sono prove fatte in un areale, appunto, tutte e due, quella che vedete, questa e quella dopo, nel centro-nord. Si paragona il nostro protocollo, quindi Anagyrus, quindi il parassitoide con il predatore, ha in questo caso un biologico e un integrato non trattato, presenza di Comstock e di Ficus, rilevamenti fatti l'8 agosto e fine agosto. Vedete che fondamentalmente la presenza di cocciniglia in vigneto ha dei numeri estremamente interessanti con l'applicazione dei protocollo appunto con l'imenottero e con il predatore. Stessa cosa per il numero di cocciniglie per grappolo, vedete le località, sulle località di prima, San Polo di Piave e San Marco. Comstock e Ficus, vedete a metà agosto, fine agosto soprattutto, la presenza scarsa, passiamo questo termine, applicando appunto il protocollo rispetto al non trattato. Questa è una novità, sono qui oggi, vi presento anche questa novità. Abbiamo un insetto nuovo, si chiama Rhizobius lofanate, e quell'insetto lì è un coleottero coccinellide. Non tutti i coccinellidi sono come le coccinelle che conosciamo, ma alcuni sono anche appunto marroni, come in questo caso. È un insetto estremamente interessante perché è un predatore di cocciniglia scudetto. Questo è un po' il parterre
delle sue prede, tra cui spicca la Parthenon decanium corni. La cocciniglia scudetto su vigneto sta diventando un problema sempre più a chiazze ma sempre più grande, partito dal centro-nord, partito dalla zona della Valpolicella, si ritrovano focolai in Friuli, si ritrovano focolai nella mia Romagna, si trovano focolai più in centro Italia, prima è stato, ho visto una prova fatta nel Chietino, per cui abbiamo voluto accelerare i tempi e registrare un insetto è forse più lungo che registrare una molecola chimica, per cui abbiamo voluto accelerare i tempi grazie a tutte le organizzazioni che ci hanno aiutato in questo senso, per questo motivo qua, per dare una risposta che può essere utilizzata sia in biologico che in integrato dal punto di vista dei macroorganismi. Questo è il posizionamento tecnico del predatore di cocciniglie cotonose. Tutti i posizionamenti all'inizio si basano sempre sulla migrazione delle neanidi, per cui il lavoro, le frecce che vedete, soprattutto questi sono numeri per l'areale veneto-friulano, oggi ho voluto calarmi molto più specificatamente in questo areale, è un po' il momento delle fasi di prime migrazioni, per cui vedete ogni insetto ha un posizionamento come il trattamento fitosanitario. Io spero di non avervi annoiato, vi ringrazio e rimango a disposizione.